Roccapietore candida Sottoguda per l'accesso alle risorse speciali previste dal PNRR per il rilancio dei borghi d'Italia caratterizzati da un processo di declino e abbandono. Sul piatto 20 milioni di euro finalizzati al rilancio economico e sociale di Sottoguda, che ha tutte le carte in regola per concorrere al finanziamento. Abbiamo dovuto correre molto velocemente per riuscire a mettere giù le idee necessarie, si spera, all'ottenimento di questo importantissimo finanziamento. Un'occasione unica e imperdibile per Sottoguda, borgo travolto dalla tempesta Vaia e che oggi conta una settantina di abitanti. Lo spopolamento, e qua va fatto un inciso, del comune di Roccapietore in generale, ma anche del borgo di Sottoguda, è incredibilmente pesante. Siamo passati dai 1441 abitanti del 2000 ai 1156 abitanti del 2021. Un calo demografico importante che in prospettiva rischia di divenire ancor più preoccupante. La documentazione richiesta è stata inviata alla Regione, che ha tempo fino al 15 marzo per presentare la propria proposta. Io credo che i requisiti richiesti siano molto in linea con quello che Sottoguda può offrire, soprattutto la potenzialità che ha Sottoguda, e di questo ne sono sempre stato convinto. Quindi mi auguro davvero che questi 20 milioni di euro arrivino al comune di Roccapietore, che si possa fare un bel lavoro sul nostro borgo, che deve trainare assolutamente, deve essere da traino per tutti gli altri del comune.